su Fisher Channel World News. In apertura subito l'attentato avvenuto oggi ad Istanbul. Sono 10 le vittime finora accertate, 8 delle quali sono di origine tedesca, sopra i 60 anni. La Merkel, strage di Istanbul, colpita al cuore la Germania, dalle porte aperte ai rifugiati. 2 navi degli Stati Uniti sono state fermate dall'Iran e si aggrava la tensione fra Washington e Teheran. Il Pentagono solo un incidente. Vediamo ora le principali pagine dei giornali, tutte dedicate all'attentato ad Istanbul. Le nostre vacanze nel sangue, attentato ad Istanbul, intitola il giornale. Il Manifesto, al cuore di Istanbul. L'Osservatore Romano, attacco al cuore di Istanbul. Queste e molte altre notizie anche nella prossima edizione, sempre qui, sempre su Fisher Channel World News. Grazie per averci seguito.